Eccoci insieme, buona giornata, siamo in diretta naturalmente come ogni giorno. Se ieri abbiamo dedicato tempo agli autotrasportatori, ai tassisti, all'associazione di consumatori cercando di capire determinate dinamiche dal di dentro, ne sono emerse luci e ombre, ma soprattutto alcuni aspetti che non vengono raccontati, che non si conoscono attraverso i media di ampia portata, forse perché si entra tanto nel dettaglio, ma sono estremamente interessanti. Adesso parliamo invece con la categoria del commercio in generale, in modo particolare ospiti con noi in studio. Ben arrivato Alberto Marchiori, presidente Confcommercio International e presidente Confcommercio di Pordenone. Ben arrivato qui con noi, grazie di averci raggiunto. Ben arrivato anche Otello Vendramin, segretario generale dell'Ascom di Padova, quindi piccoli commercianti per intenderci, insomma, per chiarire un po' la categoria. Grazie anche a lei. Vediamo perché c'è il provvedimento delle liberalizzazioni, ha coinvolto tante categorie produttive, ha un po' movimentato la scena, la dinamicità economica del territorio, soprattutto in proiezione futura, perché secondo i calcoli così di diversi analisti i risultati, se positivi o drammaticamente negativi, si vedranno circa da qua a un anno. Però intanto qualcosa è già successo. Vediamo un po' di analizzare la situazione. Per quel che riguarda per esempio il territorio di Padova, già si è visto che alcune grandi catene della grande distribuzione per esempio non hanno aderito a quelle che erano le chiusure previste, hanno avuto delle sanzioni e così via. I piccoli commercianti fanno difficoltà a ottemperare a certi rigori che erano stati in qualche modo previsti. Ma cosa si prospetta? Partiamo un po' dalla situazione generale, quindi con la categoria Confcommercio e l'occhio visuale dall'Europa a questo punto, possiamo dirlo? Sì. E poi andiamo nel merito. Cosa si prospetta? Beh, queste liberalizzazioni, che secondo me è un termine un po' abusato relativamente ai provvedimenti che sono stati presi, se non per quanto riguarda il commercio, nel senso che è dato il via alla libertà di tenere aperto nei giorni festivi, nei giorni cosiddetti santificati, le feste che hanno una valenza religiosa, ma anche quelle che hanno valenza per la nostra Repubblica. Cioè, si può tenere aperto sempre 24 ore su 24, questo è il provvedimento che questo governo ha fatto all'insegna di un principio che vuole agevolare la concorrenza, ispirandosi all'Europa. Allora, intanto è un principio sbagliato, perché in Europa la concorrenza non contempla questo tipo di materia. Quindi l'idea di base addirittura non ci trae in inganno. Non ci siamo, cioè che si dica che questa è una posizione tutta italiana di questo governo. E allora noi diremo che non siamo comunque d'accordo, ma non vadano a cercare alibi a livello comunitario, perché non esistono, cioè per la concorrenza a livello comunitario questa non è una tematica contemplata. Tenga conto anche lei di questi aspetti che poi andremo... E lo dimostra un esame che noi abbiamo fatto e prodotto nelle varie sedi politiche di tutte le nazioni europee aderenti all'Unione Europea. Cioè la più liberale in assoluto è l'Inghilterra e nemmeno l'Inghilterra ha comunque sempre aperto. Se poi andiamo a vedere i paesi limitrofi con le nostre realtà geografiche non se ne parla proprio. Cioè, quindi è un voler americanizzare l'Italia, ma l'Italia è in Europa e l'Italia ha delle peculiarità tutte sue. Ma allora perché secondo lei si è andato in questo verso, si è puntato su questo verso? Per creare nuove opportunità, ma di che? Perché poi i soldi che girano quelli sono. Guardi, la realtà è che questa classe politica in generale, compreso questo governo che è sostenuto dai politici che noi abbiamo eletto, vuole distogliere l'attenzione da quelli che sono i veri problemi del Paese, cioè quelli che veramente agiscono sulle tasche dei cittadini, inventandosi queste liberalizzazioni e dicendo che queste liberalizzazioni consentiranno a tutti i consumatori di risparmiare. Succederà esattamente il contrario, perché se le aziende devono tenere aperto avranno un aumento di costi a fronte di una diminuzione degli incassi che non è legata all'orario di apertura domenicale o meno, ma è legata alla
capacità di spesa che ogni cittadino ha e che non c'è più, quindi bisogna andare a, come dire, a creare dei meccanismi di facilitazione perché la gente guadagni di più, perché l'impresa riprenda a produrre ed è questa è l'azione che il governo dovrebbe fare, cosa che io fino adesso non ho visto fare. Cosa dice Vendramin a riguardo, segretario? Sì, sono d'accordissimo naturalmente col Presidente. Quindi anche voi vi siete un po' sentiti Sì, presi per i pirati per il collo. sicuramente noi tra l'altro abbiamo avuto un buon intervento da parte della Regione Veneto, nel senso che in tema di orari la Regione sì. Veneto ha preso la Infatti palla al adesso facciamo un po' i balzo confronti con... e ha determinato la propria autonomia legislativa in merito, perché non dimentichiamoci che la Costituzione prevede che il commercio sia competenza esclusiva delle regioni, non tanto dello Stato. Poi lo Stato e il governo ha avvocato a sé il discorso della concorrenza, però riteniamo che quando andremo a vedere le carte, perché a questo punto penso che come conflitto di attribuzioni si andrà fino alla Corte Costituzionale, a mio avviso abbiamo degli elementi per far emergere la competenza esclusiva del commercio, anche perché è una in questione Europa, che era stata stabilita nella Costituzione. anche perché in Europa ci sono diverse sentenze da parte anche della Corte europea che dicono che comunque la competenza anche sugli orari non è una competenza relativa alla concorrenza, ma una competenza relativa a come si organizza il sistema distributivo nel territorio, per cui se lo Stato ha delegato comunque le regioni in materia di commercio, allora le regioni possono legiferare, perché stiamo andando a un federalismo al contrario. Fino a qualche mese fa andavamo verso il federalismo, adesso ma infatti, lo Stato sta avvocando a sé tutti i compiti. Parecchi lo obiettano. Cosa può comportare questo? Perché in un sistema un po' nuovamente statocentrico, romanocentrico e così via, che cosa vede che può succedere? Ma secondo me è un riprendere forza di quei poteri forti che lavorano a livello nazionale, perché con la competenza statale, soprattutto in termini di commercio, sono avvantaggiati i grandi gruppi che possono organizzarsi una liberalizzazione come quella che è stata determinata col decreto Salva Italia. Va a vantaggio soprattutto dei gruppi della grande distribuzione. Non a caso sono loro che hanno fatto ricorso contro le ordinanze dei vari sindaci nel Veneto, dicendo che così aumenterebbero l'occupazione. È di ieri la notizia che lo Sciam, pur essendo aperto, lo Sciam qua in via Venezia, pur essendo aperto perché non ha vinto, hanno sospeso l'ordinanza del Comune di Padova, comunque ha in animo di licenziare e di mettere in cassa integrazione 65 dipendenti. Che non è poca cosa. Che non è poco. Se questo è l'effetto del decreto Salva Italia, delle liberalizzazioni sugli orari del commercio, allora... Presidente, è una situazione abbastanza grave e preoccupante. Sì, tenendo conto che poi, proprio notizia di oggi, i comuni si troveranno una percentuale ancora minore dell'IMU nelle proprie casse, per cui se vogliono avere un po' più di soldi devono aumentare ancora nella loro aliquota l'IMU, quindi a danno dei consumatori e dei cittadini che avranno meno soldi da far girare per comprare cose, beni e servizi, no? Guardi, qua il tema della grande distribuzione è un tema come dire, che non va preso di mira perché è la grande distribuzione. La grande distribuzione è una componente del commercio, una componente importante che trova queste, come dire, incoerenze, incongruenze poi da un punto di vista pratico. Per quale motivo? Perché c'è qualche politico che vuole andare oltre quelli che sono i meccanismi di ragionevolezza, di equità che un paese democratico si deve dare. Stiamo andando verso un'anarchia che porta solo disastri. Perché? Perché queste liberalizzazioni che non portano nuovi posti di lavoro, ma portano a, come dire, ammazzare ulteriormente la piccola imprenditoria.
e nello stesso tempo vanno a cannabilizzare, scusate il gioco di parole, la grande distribuzione, cioè tra di loro. Quindi noi stiamo già vedendo, in provincia di Pordenone, in altre realtà, le chiusure di alcune componenti della grande distribuzione, con perdite di posti di lavoro. Sì. Ma stiamo attenti, perché è un po' come avviene nell'industria. Qua, quando esce un lavoratore dall'industria, fa clamore. Ma voi sapete quanti dipendenti escono dalla piccola imprenditoria e quanti piccoli imprenditori chiudono quotidianamente in Italia e nelle nostre realtà? Sono molti di più di quelli che non vengono citati nel mondo dell'industria. E questi lavoratori hanno minor dignità dei lavoratori a grande distribuzione o di altri settori? Cioè un piccolo imprenditore che ha dietro di sé di solito una famiglia vale meno in termini, come dire, datoriali e di posto di lavoro di altri? Non mi pare proprio. Cioè, allora qui si fa molta demagogia per giustificare operazioni che per molto tempo sono state di tipo immobiliaristico e oggi diventano di tipo speculativo su altri fronti. Ecco, a proposito di speculazione di tipo immobiliaristico, se di speculazione si tratta, io sempre lascio il dubbio, il discorso poi punta anche su Veneto City, un altro conglomerato che si verrà a creare, per carità ci vorranno anni, però che comunque è stato molto osteggiato dalla piccola distribuzione, dalle categorie produttive, no? E continua a essere osteggiato. Continua a esserlo, per quanto non se ne parli in questo al di là momento. degli accordi di programma e di quanto i comuni e la regione hanno deliberato all'interno dei propri organi, continuiamo ad essere convinti che sia un qualcosa che non serve al Veneto. Abbiamo dicono già che sarà una vetrina per 65 metri quadri ogni 1000 abitanti di grande distribuzione nel Veneto. Abbiamo tra Padova e Mestre l'unico polmone verde che è in quell'area dove dovrà sorgere Veneto City. Se andiamo a riempire anche quell'area di grande distribuzione, poi alla fine avverrà che si cannibalizzano tra loro, come diceva prima il Presidente. Non dimentichiamoci, gruppi stranieri tra non dimentichiamoci che la grande battaglia è fatta da gruppi, anche sugli orari, da gruppi stranieri o da gruppi che lavorano a livello nazionale. Io so per certo, perché sono anche nostri soci, alcuni gruppi della distribuzione organizzata della provincia di Padova o comunque del Veneto. So per certo, perché ci siamo anche sentiti in questi giorni, che comunque non sono favorevoli a un'apertura di 52 domeniche all'anno. Perché le 20 domeniche che sono state individuate nel Veneto, le 16 durante l'anno e le 4 del periodo natalizio, sono più che sufficienti per coprire tutta l'offerta e tutta la domanda commerciale che c'è. Tra l'altro a Padova avevamo anche, prima che sospendessero l'ordinanza, individuato una domenica al mese anche per promozionare all'esterno, che era la seconda domenica di ogni mese, per poter dar la deroga, per cui erano assolutamente più che sufficienti. Anzi, adesso ci troviamo in vari centri commerciali con i piccoli negozianti autonomi che ci chiedono un favore di intervenire nei confronti delle piastre che vorrebbero tenere aperto 52 domeniche, perché c'è poco da fare, o si vive anche o si lavora e basta. Sì, infatti, questo è un altro piccolo gioco che esiste. Allora, riflettiamo su questo, poi torniamo naturalmente su questi argomenti che sono molto interessanti, molto importanti, parliamo anche poi dei lavoratori del settore, perché c'è stata anche una rimostranza importante da parte dei dipendenti di chi deve tenere aperto in modo continuativo. Dopo la pubblicità, pochi secondi.
Allora, parliamo anche un attimo appunto dei dipendenti di coloro che sono comunque, vogliono o non vogliono, lenti o delenti, costretti a sopportare un monte ore complessivo e reiterato per giorni e quindi sfasare anche il proprio tempo libero. Bisogna tenere anche in conto questo, è importante. Chiedo a lei, poi vediamo che tipo di non so, pensiero anche morale, etico si può fare dietro questo. Sì, beh, qua i sindacati sanno far bene il loro lavoro, per cui No, ma per carità, no, facendo stiamo un facendo un bel, parle. esatto, stanno facendo la loro. So che hanno anche minacciato uno sciopero una domenica, però effettivamente, soprattutto nelle piccole imprese del commercio, dove ci sono 1 o 2 dipendenti e il titolare, diventa veramente pesante il fare tutte le domeniche di apertura. Perché poi chi ha famiglia, forse anche il problema dei Esatto. figli, come gestire diciamo, la famiglia in sé per sé. Esatto, esatto. E teniamo conto anche un'altra cosa, che in questi 3 anni di crisi il commercio e la piccola impresa del commercio ha fatto da ammortizzatore sociale. Pur di non licenziare un dipendente, ha utilizzato tutti i sistemi che aveva a disposizione, perché il dipendente è il primo, è l'elemento più importante di un'azienda, soprattutto un'azienda che ha pochi dipendenti, per cui ecco, anche questo diventa un qualcosa di importante da tenere in conto. So che ai consumatori piacerebbe aver aperto tutti i giorni, ma mettetevi dalla parte anche dei dipendenti e degli imprenditori che devono stare in negozio 24 ore su 24 di fatto con questa normativa. Per carità, poi è facoltativo, però è facoltativo fino a un certo punto, perché se tutti tengono aperto, piuttosto di prendere un'opportunità, poi Sì. a un certo punto si fa la valutazione di tenere aperto, e poi tra l'altro con costi maggiori che poi non porteranno a vantaggi maggiori. Esatto, qua si sta vendendo la liberalizzazione degli orari come un elemento che farà abbassare i prezzi. Non riesco a capire come si possa pensare una cosa del genere quando aumenteranno i costi per le aziende e viva Dio verranno scaricati sul consumatore poi alla fine. Assolutamente. Cosa ne dice? Il problema del personale è un problema estremamente importante. Cioè noi Personale non solo, perché se parliamo di piccole realtà diventa anche il proprietario stesso, insomma, per un noi po' la categoria. Ecco. Personale e la categoria sono un tutt'uno, perché le nostre imprese in alcuni casi sono fatte anche dal solo titolare o dalla moglie. Io penso che stiamo regredendo sotto il profilo civile, sociale. Prima della seconda guerra mondiale c'erano le aperture domenicali. I nostri commercianti, quelli che hanno vissuto quella realtà, mi raccontavano che quando si ottenne questo privilegio di poter chiudere la domenica fu considerato una grande conquista sotto il profilo sociale. Oggi stiamo tornando indietro, stiamo regredendo. Ma c'è un'altra cosa che mi fa riflettere. Questo paese è la culla del cattolicesimo, praticanti o non praticanti, la maggior parte degli italiani sono ancora cattolici, e sotto questo profilo noto un silenzio assordante. Il riposo domenicale per un cattolico è come dire, un paletto fondamentale all'interno della religione, perché non l'abbiamo detto noi, lo ha detto il Padre Eterno che bisogna riposare, soprattutto il giorno in cui va dedicato, come dire, al culto. Qui nessuno ha sollevato o detto nulla. Come diceva l'onorevole Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non vorrei che sul piatto ci fossero altre situazioni che vanno a controbilanciare queste cose, e questo sarebbe veramente peccato sotto il profilo etico e morale, perché
così come ho sentito sollevare la voce del cardinale Bagnasco sull'evasione, che evadere è peccato, vabbè, mi piacerebbe sentire qualcos'altro anche. Infatti, poi a difesa ovviamente dell'IMU sui propri immobili, purché non si vadano a toccare gli immobili della Chiesa, dediti a un certo tipo di attività. L'ha detto lei, io... No, l'ha detto Bagnasco, io riferisco perché era la frase precedente a quella che riferisce lei. E quindi ci troviamo anche in questa situazione che comunque, per carità, è vero che nei momenti di difficoltà bisogna alzarsi le mani, rimboccarsi le maniche e darsi da fare, ma questo penso che la piccola imprenditoria nordestina in modo particolare lo faccia di sua sponte, perché è tutto l'interesse, però anche che questa è la minestra, non è che ce ne sia altre, non è che ci siano altre ricchezze. E a questo proposito, ovvio che si arriva anche sul discorso dell'evasione, perché ne ha accennato lei, ma è qua l'aspetto. L'evasione fiscale, proprio quest'oggi sono stati un po' così divulgati alcuni dati del 2011, numeri importantissimi relativi a evasori totali, parziali e quant'altro, poi c'era il dito puntato nei confronti anche della distribuzione del piccolo commercio, dei scontrini fiscali, ed è stata fatta anche una campagna insistente sul territorio. Cosa ne dice al riguardo? Intanto tutte le attività del commercio tradizionale sono sottoposte agli studi di settore, per cui volendo anche gli scontrini hanno un'importanza non rilevante, perché poi alla fine le tasse vengono pagate rispetto a quelli che sono degli studi di settore. Adesso ha messo anche il redditometro, lo spesometro, per cui a quel punto ci sono tutti i sistemi per poter controllare, e non tanto andando a Cortina, ma quanto facendo un'operazione all'interno dell'Agenzia delle Entrate e incrociando tutti i dati che abbiamo, perché i dati del PRA sono incrociabili tranquillamente con i dati del catasto e sono incrociabili tranquillamente con tutti i dati che hanno l'Agenzia delle Entrate attraverso gli studi fatti dal SOSE per gli studi di settore. Per cui in ogni caso, volendo, siamo tutti rintracciabili. Si chiama Serpico, mi pare. Esatto. Ah, è vero, sei il grande controllore, infatti. Per cui, ecco, poi tra l'altro, personalmente, io sarò fortunato, non lo so, quando mi metto dalla parte del consumatore, però io qua, sinceramente, nelle nostre aree non trovo tantissimi commercianti che mi lasciano andare fuori senza lo scontrino, senza la ricevuta, né se vado in pizzeria o al ristorante vengo mai fuori senza fattura, ricevuta o scontrino fiscale, per cui non lo rilevo da noi che ci sia tutta questa mancanza di scontrini. Lei cosa ne può dire al riguardo? No, io dico solamente questo. Il segretario generale ha dato dei riferimenti precisi. Certo. Lo scontrino fiscale oggi è di fatto superfluo e anzi è un onere in più per i nostri imprenditori. Noi è da tempo che chiediamo che venga eliminato, perché da quando sono entrati in vigore gli studi di settore di fatto diventa superfluo. Poi c'è, come diceva, redditometro, spesometro, e il signor Tremonti, quando era al governo, ha fatto un'altra norma che ha invertito l'onere della prova, cioè oggi è l'imprenditore che deve dimostrare, una volta che viene accertato, che non ha evaso, quindi una cosa dell'altro mondo. E sono strumenti reali. Hanno queste possibilità dal punto di vista tecnologico di verificare subito se uno evade o non evade. Ci quantificano quotidianamente numeri come dire, da capogiro su quella che è l'evasione, individuano categorie per aree omogenee o meno che hanno dei redditi più bassi dei loro dipendenti e che facciano il loro dovere. Cioè, noi non siamo mica qui a difendere chi non paga le tasse, noi siamo qui a dire fate rispettare le regole per tutti, perché i nostri operatori che le rispettano, va bene, hanno una concorrenza sleale in casa. Esatto. Fatta questa premessa, questo è un paese da terzo mondo come sistema di pressione fiscale, come burocrazia. No, perché il terzo mondo non ha una pressione fiscale così alta, anzi non c'è. Sono alla fame, noi stiamo cercando di portare il ceto medio alla fame.
perché tutte le manovre che sono state fatte sino ad oggi, dai precedenti governi, compreso questo, non danno la possibilità all'imprenditore di fare impresa. Un'impresa non può andare oltre il 60% di pressione fiscale. Come fa a garantire posti di lavoro? Cioè, questa è la domanda che si devono porre. Si stupiscono perché le imprese lasciano a casa della gente, ma si devono stupire perché un giovane non intraprende, si devono stupire perché un imprenditore non riesce più ad acquisire manodopera o dipendenti, salariati, quello che è. Cioè, e non vanno a colpire le vere lobby, le vere fonti di spesa per la nostra gente. Nel famoso decreto liberalizzazione Salva Italia mi pare che le multi-utility non siano neanche state sfiorate. Tutti i colossi della finanza, dell'energia hanno fatto finta di sfiorarli. Ma questa è una presa in giro, non è una liberalizzazione. Questa nelle tasche degli italiani non porterà alcun vantaggio. Non sarà mica il taxista che porta vantaggio ai cittadini. Che pochi usano. Io non ho mai visto un taxista miliardario, se c'è che me lo facciano vedere. Ciò nonostante, sicuramente anche lì bisogna fare degli adeguamenti, ammodernamenti, eccetera. Però, se vogliamo vedere realmente nelle tasche dell'italiano, non è la voce taxi o la voce farmacie. Ma quella non era comunque la fase 2, era volta a creare nuovi posti di lavoro, che poi è relativo perché non si sa se effettivamente in che termini potrebbero incrementare, cioè toccando la vostra categoria produttiva per esempio, secondo lei si creano nuovi posti di lavoro, nuove opportunità liberalizzando in questi termini, al di là del risparmio che effettivamente non c'è perché è stato anche calcolato. Noi il problema delle liberalizzazioni l'abbiamo affrontato ancora nel 98 con Bersani, perché ricordo che il commercio è l'unico settore che è stato totalmente liberalizzato ancora anni fa. Non abbiamo visto questi numeri assolutamente rilevanti di nuove imprese, anzi a suo tempo avevano fatto anche la cosiddetta rottamazione delle licenze, nel senso che avendo perso... Cioè anche facendo l'esempio della farmacia, anche se lei non riguarda la categoria, creare l'opportunità per creare una farmacia in più tra l'una e l'altra, visto che erano poche, limitate, può dar spazio a dei giovani, ad altri? Potrebbe. Oppure... Rispetto alle farmacie avevano un regime molto stringente anche prima. Infatti per quello ho preso l'esempio della farmacia. Per cui là potrebbe essere che qualche farmacia in più possa essere opportuna. Ma i bar? I bar, dicevo. Ma i bar ormai ne abbiamo dappertutto e comunque sono già liberalizzati. Sono liberalizzati di fatto. Come nelle Qua professioni. abbiamo solo, a Padova abbiamo solo la zona centrale che ha il famoso semaforino rosso, però nella zona centrale di Padova ne abbiamo e ci sono anche problemi diversi. Tra l'altro la liberalizzazione degli orari va anche a liberalizzare tutto l'orario dei pubblici esercizi. Sì. Io non so come in certe aree anche della nostra città si possa non gestire problemi di ordine pubblico con problemi di liberalizzazione totale anche degli orari dei pubblici esercizi. Questa è una preoccupazione perché ci porterà, per esempio nella zona della stazione, a rilevanti problemi se tutti quei pubblici esercizi, se tutti quei negozi tengono aperto giorno e notte. Ecco, questo è un altro aspetto da analizzare. Poi torniamo su questo argomento subito dopo la pubblicità, tra pochi secondi. Eccoci qua, un po' per toccare tutti gli argomenti e vediamo di accennare un po' al discorso che emerge sempre in queste situazioni di grave difficoltà tra regioni a statuto speciale e regioni ordinarie. Perché? Perché abbiamo l'opportunità di avere chi rappresenta la categoria del commercio, una categoria di liberi professionisti che soffre le difficoltà del mercato della regione del Veneto, Ascom Padova nella fattispecie, e anche del Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale. Non è il Trentino Alto Adige, ok, ci siamo, comunque regione limitrofa. Le differenze
Vediamo, chiedo prima a lei, che poi tra l'altro ha anche un ruolo dall'Europa più completo, poi naturalmente dal di dentro, di chi soffre la difficoltà di non essere di confine, però comunque. Ma le differenze non sono moltissime, ma ci sono, e queste differenze secondo me andrebbero, come dire, appianate, nel senso che sono le regioni a statuto ordinario che dovrebbero avvicinarsi a una situazione come quella del Friuli Venezia Giulia in termini di storni e in termini anche di deleghe che ha la regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. Cosa diversa è parlare di Aosta o parlare di Trentino Alto Adige, dove lì è un'isola felice dove i soldi arrivano dal cielo e sembra di non essere nemmeno in Italia. Cioè, basti pensare all'esempio di quanto guadagna, mi dicono, il presidente della provincia di Trento, cioè 5 milioni di euro l'anno. Cioè, già questo la dice lunga sulla differenza che c'è con le altre realtà a livello nazionale e comunque di una cosa così sproporzionata da gridare vendetta al cospetto di Dio. Ha ancora ragione d'essere questa differenza, il fatto che poi adesso la Sicilia si sia sollevata, però la Sicilia sappiamo tutti che comunque è una posizione di privilegio non da poco. Secondo noi non ha assolutamente più ragione d'essere, cioè erano ragioni che derivavano dai conflitti mondiali e dalle varie annessioni che erano state fatte. Adesso ormai dopo 65 anni dall'ultima guerra mondiale non c'è più ragione d'essere che ci siano queste sperequazioni tra regioni limitrofe. Pensatevi solo a qua in Padova siamo nel mezzo del Veneto, per cui non le sentiamo più di tanto le concorrenze, ma comunque pensiamo a un albergatore del Bellunese, che si trova non tanto il Friuli, perché come diceva il Presidente, in qualche maniera un qualche vantaggio ce l'hanno, ma non è così rilevante come è dall'altra parte, dove effettivamente gli pagano anche gli ammodernamenti degli alberghi, per cui è facile in alcuni casi. Gli pagano, gli paghiamo. Li paghiamo noi, esatto. Attenzione, perché bisogna sempre ricordare questo, in un momento in cui tanto si versa alle casse dello Stato, alla fine siamo sempre... Poi come Regione Veneto purtroppo nelle ristrettezze che ci sono anche le nostre categorie poi ci rimettono, nel senso che avevamo un qualche incentivo, eravamo riusciti a costruire un bel fondo di rotazione su una legge sul commercio e per fortuna l'abbiamo costruita negli anni passati, perché col meccanismo del fondo di rotazione rientra poi il capitale, per cui in qualche maniera si rialimenta. Però da 3 anni a questa parte non viene più alimentato quel fondo di rotazione, non viene più alimentato il fondo rischi delle cooperative di garanzia, che sono soprattutto in questo momento fondamentale per dare un supporto alle piccole imprese che hanno bisogno di credito, ci mandano delle situazioni assolutamente, le banche assolutamente marginali, per fidi in conto corrente di 5.000 euro. Ci è capitato l'altro giorno che ci arrivasse un imprenditore là mandato dalla banca perché noi come Confidi dovremmo garantire. Per carità, lo facciamo volentieri, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Se per 5.000 euro di fido in conto corrente le banche devono avere la garanzia del Confidi, siamo forse in un momento quindi molto anche una difficile. strigliatina alle banche andrebbe fatta, forse anche a livello di categorie più rappresentative si può intervenire oppure no? C'è margine di intervento? Sicuramente le banche sono in una fase di grave sofferenza di però hanno avuto tanti vantaggi negli anni passati. Sì, ma anche ora qualche banca che riesce ad attingere ai fondi della BCE e non li mette in circolazione ma li utilizza per investirli in titoli di Stato. Le banche non si fidano tra di loro, quindi non ci sono più questi prestiti tra banche e quindi quelle poche banche che danno credito lo danno a tassi che si avvicinano molto al tasso d'usura. Per cui bisogna che le istituzioni tutte, come diceva il segretario generale, a incominciare dalle Camere di Commercio, la maggior parte delle Camere di Commercio ha enormi capitali immobilizzati che non vengono utilizzati.
E allora, siccome già si paventa di togliere Camere di Commercio, vediamo di dare un maggior peso, un maggior ruolo a queste Camere di Commercio. Questi fondi mettiamoli a disposizione in un momento di grave difficoltà per chi quei soldi li ha messi lì, perché sono soldi delle imprese, ok? E vediamo di agire in modo particolare sul credito, trovando con gli istituti bancari, senza farci le guerre, delle convenzioni, degli accordi per creare dei moltiplicatori e per dare maggiore liquidità e maggior respiro alle nostre imprese. O facciamo queste cose qua, o se no le istituzioni è meglio che spariscano, perché diventano istituzioni inutili, come è inutile la politica in questo Paese, lo ha dimostrato in questi anni, e noi non possiamo metterci sullo stesso piano. Quindi in questo momento noi, categorie e istituzioni del mondo categoriale, dobbiamo dare una grossa mano. Assolutamente. Siamo purtroppo in chiusura, solo una battuta. Il problema delle infiltrazioni mafiose, se ne è parlato nel nord-est in modo preoccupante proprio in questi giorni. È percepito anche nel territorio dagli iscritti alla categoria? Sinceramente non è ancora una situazione drammatica, anzi, però se continuiamo... Prima di cadere nelle maglie di esatto, è meglio... se continuiamo, al di là che poi noi facciamo un'opera con i confidi di supporto rispetto a queste imprese in difficoltà, però ormai sono 3 anni che le imprese convivono con una crisi drammatica. Pensavamo di esserne venuti fuori e poi per problemi finanziari, soprattutto non di economia reali, ci siamo ricaduti dentro peggio di prima. Le aziende hanno l'acqua alla gola, il rischio è forte che qualcuno vada a offrire o del supporto o comunque denaro fresco in cambio magari della cessione dell'azienda, e che qualcuno si senta tentato anche da questo. Per cui stiamo molto attenti, noi come categorie lo facciamo ogni giorno e cerchiamo di essere sul pezzo proprio per dare una mano. A volte con i confidi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo per cercare di dare in ogni caso una mano, cercare di salvare delle situazioni che sono difficili, però bisogna che ci diano anche le istituzioni una mano in questo, perché effettivamente continuando a tagliare, creando problemi di sicurezza sul territorio, non creando delle opportunità o comunque creandone per altri sistemi distributivi, poi rischiamo che le imprese tradizionali cadano in mano a queste signore. Cosa dice al riguardo? E dico che le infiltrazioni mafiose ci sono quando soprattutto c'è un'assenza dello Stato. Per cui, o una mancanza di possibilità di intervento dello Stato perché non ha le forze necessarie? Sicuramente sì, ma qua ricadiamo sull'efficienza dello Stato, delle norme esistenti, di una politica che ha distrutto un'impalcatura che bene o male c'era. Bisogna fare una riforma della giustizia seria, che non è solo penale ma è anche civile, bisogna dare alle forze dell'ordine la possibilità di agire liberamente e correttamente, bisogna creare un sistema carcerario all'altezza di un paese moderno come il nostro. Queste cose non ci sono e vanno fatte urgentemente, perché anche questo è un modo per evitare che ci siano infiltrazioni mafiose. Assolutamente. Siamo arrivati al termine, grazie del vostro intervento, ringraziamo i nostri ospiti, voi telespettatori di averci seguito, e vi rinnovo l'appuntamento questa sera alle ore 21 per la diretta dalle 21 alle 23. Parleremo di pensioni, di riforma delle pensioni, di problematiche che insorgono, della cassa integrazione guadagni. Ci sarà ancora cosa si sta provvedendo parallelamente nel mercato del lavoro, lo faremo con le forze politiche e anche l'assessorato tra l'altro alla previdenza sociale ai servizi sociali della Regione del Veneto, con i sindacati presenti, quindi le parti sociali, con voi telespettatori che siete invitati a partecipare con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Io vi aspetto, quindi appuntamento questa sera TV7 con voi, speciale sera. Buon proseguimento.